Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. E siamo su GP4 e comincia la squalifica comendiana con 3 gare dove dobbiamo partire dall'ultimo posto in griglia dopo la magheggiata del Canada, dove purtroppo ho tagliato l'ultima chicane e l'ho pagata così con 3 gare dove devo partire ultimo. Sta piovendo qui a Magny-Cours. Senza troppe pretese, vediamo cosa riusciamo a combinare, ma pole position di Kimi Raikkonen, abbiamo 22 punti dal primo, ma siamo molto molto indietro, siamo in un disastro senza senso logico. Mamma mia, attenzione, danna, è un po' viscido il tracciato, però siamo già noni, buon recupero. Anche se questa è una stagione veramente brutta, devo ancora vincere una gara, one disaster. Tutto male sta andando, errori su errori, casini, vaneggi. Macchina che non è a buoni livelli, proprio tutto male. Dopo i grandi successi in Ferrari e l'impresa con la Williams, il Cume è in crisi nera. Siamo qui a Magny-Cours, gara che non è mai stata proprio strapositiva per noi. Fastest di Kimi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Good pass. Crisi senza senso per il talentissimo. Purtroppo una macchina inferiore, c'è poco, cioè non è che c'è tanto da dire, è una macchina di merda, con tutto il rispetto. Poi devo partire anche ultimo in griglia per 3 gare, cioè mondiale ovviamente già andato, ma questo vabbè. The field, that's P19. Disastro assoluto. Build some revs. Siamo a Silverstone, ma siamo proprio col morale al minimo. Pole position di Kovalainen in McLaren, pazzesco. Seconda gara da scontare la squalifica. Sì, anche su gare sfavorevoli, quindi proprio prevedo una stagione con 0 vittorie per la prima, Perfino Stewart vince in Williams quell'anno diciamo di una macchina proprio non proprio fortissima. No, mamma mia! Non ci credo, ma che cazzo? Ma mi hanno frenato davanti. You have P15. Andate a cagare, va. Mi hanno frenato davanti, porca miseria. Sì, ma sono distrutte, cazzo, non mi aspettavo una roba del genere, Beppe. Sì, ma sta macchina, guarda, mi fa proprio schifo, guarda. Mi licenzio da Stareno. Ormai anche i tifosi italiani lo definiscono bollito veneziano. Spero che i fasti sembrano finiti. Poi queste 3 gare di squalifica veramente mi hanno affossato con una macchina così. È impossibile rimontare. Non è prevista pioggia qui a Silverstone, meno male. Comunque a Magny-Cours proprio è stato il cordolo bagnato che mi ha fregato. Tanto Raikkonen sta facendo una gran stagione. Secondo me può essere l'anno di Kimi questo. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Intanto Gigi Hamilton, dov'è Gigi Hamilton? Perché frenano così? Mamma mia. Ho rischiato il patatrack anche qua. È un Cume veramente, lo vediamo, triste, deluso. Ci sta anche provando con il cuore, ma
La macchina non mi supporta. P11, you've taken P11. P11. Sarebbe la prima stagione senza vittorie questa, il rischio è molto molto alto. Anche perché per cercare di far sorpassi devo veramente rischiare il tutto per tutto. E quindi l'errore dietro l'angolo. Attenzione Vettel, bruttissimo errore di Vettel, mamma mia orrendo. Ho messo pressione a Seb. Quindi ancora hanno paura un po' di me, dai. Almeno questo. Anche Alonso ovviamente in grossa crisi. Bisogna cercare di salvare il salvabile, raga. Però 4 ritiri in 8 gare, 0 vittorie, cioè veramente. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. La stagione delle 1000 delusioni. Tanto ancora qua yellow flag, probabilmente l'incidente è stato grosso, cioè lo sappiamo. Ma la macchina, bisogna dirlo, è un pachiderma. Anche se Piquet ha fatto 9 punti, io ne ho 20, quindi bene o male Piquet è in media. Nelson Piquet Junior è in media. Ma guarda che mi supera chiunque, che do coglioni però. We're in 10th position. Io capisco che sono lento, però che do cogliombari, io mi supera chiunque. È nervoso il Kuma e si vede. Non la sento mia sta macchina. Attenzione, errore, ma è un errore piccolo. Vorrei fare qualche punto per non fare la peggior stagione in carriera. Ma appena cerco di fare una curva un po' più aggressiva, tra virgolette, rischio di andare fuori. Cioè, dai. Che delusione. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Carry on. Quindi non posso spingere a cannone. Molto deluso Flavio Briatore. Che sia ancora, ma subito che... Ma dai, ma basta con sti rettilinei di merda però. Non mi sono rotti i coglioni adesso, però. Non è possibile. Attenzione, errore forse di Kovalainen che ha preso la pole position. 9th position. Sono stufo di vedermi surclassato da qualsiasi monoposto. Cercando la rimonta veneziana per fare qualche punticino irridato. Il Kuma è arrivato, signori. No. Bravo, Nelsinho mi sta rallentando Nakajima. Cioè, ho difficoltà a superare Nakajima. Ok, good pace. Questo però è un sorpasso da fenomeno. Qua si è visto il Kuma dei vecchi tempi. Adesso mi devo ciucciare Piquet. Ok, ma siamo lentissimi, rettilineo. È veramente la macchina che faccio meno fatica a superare. P7 now. P7. Tanto Pippo Massa è sesto. Bella rimonta di cuore. Rimonta di cuore del talentissimo. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo.
Comunque Magny-Cours sta diventando una gara iper sfavorevole, mamma mia. Comunque le Renault sono lentissime, guardate Piquet ragazzi, quello che mi ha dato meno problemi, cioè. Io non voglio trovare scuse perché sicuramente non sono al top della carriera, però avevo una macchina che è una merda. Detta proprio in francese. Signori, un veneziano veramente deluso. Kubica comunque anche lui ha molte ambizioni di mondiale, staremo a vedere. È ancora primo con 45 punticini. E paradossalmente sono a solo meno 25 perché stanno vincendo in tanti e tanti stanno levando punti. Tanto attenzione, veneziano può superare Pippo. No! Ma vaffanculo, però non mi puoi frenare così. Dai, per l'onore, Kuma, solo per l'onore. E hai rotto i coglioni. You have P5, P5. Hai rotto il cazzo. Posso stare qua 2 ore e mi frena in curva continuamente, cioè. Sono nervoso. Poi le 3 gare di penalità sono pesanti. Forse ho potuto far bene qua, perché vedendo il ritmo che ho potevo veramente giocarmi il podio. Vai. Sono vicino al 4° posto di Roberto. Non è capire la mia macchina quanto crolla negli ultimi 2 giri, perché tanto nel team radio degli avversari, quando hanno sentito P5, Fernando Cume sono rimasti di sasso. Comunque il Cume fa sempre paura agli addetti ai lavori, è la stampa che mi va contro. Yellow flag, ti prego, uno dei... Dai, Raikkonen fuori. Fourth position, you're in fourth position. Siamo quarti. Qualcuno, non so chi, qualcuno si è ritirato. Secondo me. Just 3 laps to go. Siamo incredibilmente vicini al podio. Alla fine Pippo. È un ritiro, credo, ma non capisco di chi. Brutto incidente che non ho visto. Hamilton. Gigi Hamilton è fuori. Gigi è fuori. Stagione non bellissima neanche di Hamilton adesso, però problemi anche per Gigi Hamilton. Brutto incidente per Gigi Hamilton. Il Cume vuole il podio. Sarebbe incredibile il podio con sta macchina da ultimi. No. No, sei un cane. Mamma mia. Mamma mia, qua veramente non so di chi era colpa, non lo so, mi sono salvato per miracolo, Massa però vicinissimo, che palle, eravamo 2 secondi e 8. Non lo so, incidenti di gara, boh, ne parleremo alla fine. Io mi sono già preso 3 gare di squalifica, quindi non rompetemi il cazzo. Heidel per il secondo, incredibile, a 10 secondi, basta. Però sarebbe bellissimo il podio.
Incredibile Massa quarto. E in questo momento Raikkonen sta volando, altra vittoria. Voglio il podio, cazzo, lo merito. È vero, qualche casino c'è stato, ma sinceramente mi sono rotto i maroni. Tanto sta iniziando per Kimi l'ultimo giro. Peccato, secondo me potevo vincere oggi questo ritmo. Adesso vediamo, sono 10-2, ho guadagnato qualche decimo, vediamo se guadagno o perdo. E qua capisco se potevo vincere. Potevo vincere secondo me. Final lap of the race. Quindi veramente una penalizzazione pesante. Pazienza. Dobbiamo rigestire un terzo posto che va bene per il morale. Però è chiaro che il mondiale è ampiamente finito già. E siamo a metà stagione neanche. Sì, metà stagione forse. Ci vorrebbe il ritiro di Kimi. Ho perso qualcosa, però sto anche un po' amministrando perché ho paura. Non voglio fare errori. Tanto il ganador è Kimi Raikkonen. Secondo Adolf, complimenti a Nick. Noi un bel podio, dai. Serve almeno una vittoria per salvare la stagione. Yes, yes, yes. Vai raga. Vediamo se cercare di fare un'altra rimonta. Proviamoci che per fortuna l'ultima gara con la squalifica. È pesante questa macchina a partire ultimi. Adesso mi butto e fotte sega di tutti. You're in P11. You've taken P11. Buon inizio, buon inizio. You're in 9th. 8th place. You're in 8th place. La classica 8th place. P7 now. P7. Dai che non sono bollito. Devo fare 10 giri da fenomeno. E voglio il podio, la vittoria la vedo durissima. P6. We have P6. E il come succede. Il come succede. You have P5. P5. Primo giro a dir poco afrodisiaco, molto bene. Abbiamo Rai, abbiamo già Rai. Abbiamo già la Rai. No! Fastest di Pippo, ma siamo là. Fastest di Fernando Cuba. No! Mamma mia come sto spingendo, raga. Dai che mi supero il leader del mondiale. Mamma mia, come sono partito, ragazzi. It's incredible, Cuba. It's incredible. Voglio dimostrare a tutti i giornalisti che non sono finito. C'è Gigi che sta facendo una stagione malinconica dopo
aver perso a parità di punti il mondiale con Pippo. Aveva un punto più di me, ma Hamilton 27. Vediamo se io voglio vincere almeno una gara, raga, per salvare la stagione e fare come sempre almeno una vittoria. Sto dando tutto, ragazzi. È chiaro che l'incidente, l'errore dietro l'angolo con sta macchina quando osi e soccacchi. Anche Kubica, ragazzi. Kimi 49 se non erro, ma Kubica 45. Massa 44, campione in carica. Mondiale incredibile per i fantastici 3. Fastest di Pippo. Fastest del Cume. Ragazzi, sto girando, sono il più veloce in gara. Senza la squalifica ero primo, non ho parole. Ma se penso che anche in Canada, cioè, potevamo vincere anche in Canada, vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo stagione disastrosa, maledetta, devastante, squalifiche, cazzate. Yellow flag dietro di noi. Intanto mi ciuccio Gigi. No! No! Mamma mia. Non so come ho superato anche Roberto, senza far danni a nessuno. Godo. Ho solo Pippo davanti. Che Pippo, ragazzi, vuole vincere il secondo mondiale di fila. Ragazzi, Pippo scatenato. Il grande in difficoltà è Gigi Hamilton, signori. Comunque rimonta a dir poco sublime, dopo 3 giri siamo praticamente in lotta per il primo posto. No, non ci credo. Non mi aspettavo sul sorpasso di Roberto. Roberto però ha rotto i coglioni, Roberto. Tanto Raikkonen è terzo, Ferrari fortissime, superato anche Gigi Raikkonen. E non ho il passo per tenere Pippo, ragazzi. Pippo in 2 anni sta facendo cose senza senso. No! Per un altro errore che mi fa perdere altri secondi, decimi. Sta macchina non è costante nel ritmo. Io ho perso 1 secondo e 2 in sto giro. Ai ai ai. Ma guarda come mi superano tranquillamente nel rettili. Mamma mia, oh. Che domaroni. Perso ancora da Pippo. Ho troppi problemi rettilinei, ragazzi, cioè... Vero che qualche aggiornamento l'hanno portato in queste ultime gare, però... Non puoi avere una macchina che rettilinea così scarsa. Non è ammissibile. Vabbè, Massa va a vincere, devo cercare di tenere la seconda piazza almeno. Se riuscisce almeno a togliermi come a Silverstone dalle palle quelli dietro, posso guidare con più calma. Comunque sulla parte guidata vado meglio. Il primo settore è il problema grosso. Il terzo soprattutto guadagno. Anche se Raikkonen è veramente a 1 millimetro.
Il problema è questo fottutissimo rettilineo. Se adesso ho un po' di vantaggio. Con calma, come con calma. Tanto la vittoria sappiamo che questa stagione sarà praticamente impossibile prenderla. Arriva la parte dove vado meglio. Certo, con una pole position cambiava tanto, o quantomeno con un terzo o quarto posto, anche un decimo, ma cazzo, partire sempre ultimi. Ultima gara per fortuna. Poi torniamo a fare le qualifiche. Ho guadagnato almeno su. Devo cercare di tenermi bene su Raikkonen almeno. Tanto Pippo non lo prendo, salvo errori di Pippo. Se sbaglia Pippo ho una chance. Solo che Pippo vuole vincere il secondo mondiale consecutivo, ragazzi. Che Pippo, signori, che Pippo. Tanti l'hanno ribattezzato Ayrton Pippo. Vediamo se perdo, guadagno. Sto guadagnando comunque, non tantissimo. Ecco, se mi evito gli errori, grazie. Proviamoci almeno. Qua ho riperso. No, scordiamoci di prendere Pippo. Ho perso anche da Raikkonen qua purtroppo. Non un gran giro. No. Mamma mia, frenata troppo brusca qua, ai ai. Le Ferrari sono troppo più veloci. Questo sarebbe buono per il morale, arrivare anche dopo 30 secondi. Costare no. Macchina modesta, lo sa anche Flavio Briatore. Mamma mia, che tensione che c'è. 2 laps. Guadagno su Raikkonen, ma perdo su Pippo. E adesso voglio il testacoda mostruoso di Pippo. Brutto errore, ma porca miseria, però, come. Io capisco che è la macchina che è una merda, però, cioè, anche tu. Adesso rischio, zio Ken. Ma guarda sto Goldon. Ecco. Raga, ho avuto un problema con la registrazione, porca miseria, mi si è proprio scollegata negli ultimi 2 giri. Comunque è finito tutto come da ultimi minuti, proprio con vittoria di Massa, secondo Kimi, terzo noi. E poi via tutti gli altri per una classifica comunque, carità, questi 2 podi me li godo, però
siamo molto indietro, nessuna vittoria. Raikkonen e Massa e Kubica si giocano il mondiale, ma secondo me sarà una battaglia Ferrari, perché per me Kubica crollerà. Dopo 10 gare, raga, abbiamo 0 vittorie, 2 pole, 3 podi, 4 ritiri. Raga, le dura. Scusate per il video, ma soprattutto ho schiacciato qualcosa, che sapete che gioco con la tastiera, o boh. A volte la nuova app dell'Nvidia fa le bizze. Raga, un saluto dal comandante Veneziano. Ciao!